Torta di compleanno, non l'ho mai fatta in vita mia, quindi poi i dolci e ci riprenderemo presto. La riapertura delle scuole, si lavora ad una bozza di protocollo per la sicurezza di studenti e insegnanti. Vediamo con Carlotta Manno. Anzitutto gli esami di maturità, poi la ripresa a settembre. La regola numero 1 resta la sicurezza degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. E per fare questo serve un protocollo dove nulla venga lasciato al caso. Si studia intorno ad una bozza che prevede la costituzione in ogni singola scuola di una commissione che si occupi dell'igiene di aule, mense, palestre e servizi. A disposizione di tutti ci dovranno essere guanti e mascherine. Si dovranno definire i percorsi di entrata e di uscita, la misurazione della temperatura corporea, e per evitare gli assembramenti alla campanella si pensa a creare più ingressi a scuola e inoltre fasce orarie per la mensa. Regole anche per gli accompagnatori che dovranno restare fuori dagli istituti. Fondamentale per i sindacati un corso di formazione per tutti, dai ragazzi al personale ATA, mentre i dirigenti scolastici a cui sarà affidato il rispetto del protocollo chiedono regole chiare. E poi investimenti, perché sdoppiare le classi comporterà aumentare il numero degli insegnanti e del personale, oltre all'ampliamento degli spazi. Perché queste regole previste nella bozza possano essere operative, ricorda il Ministero dell'Istruzione, servirà l'ok del Comitato Tecnico Scientifico. E alcune scuole hanno già iniziato a studiare sistemi di distanziamento tra gli alunni. In un istituto del Varesotto l'ipotesi è di usare braccialetti che si illuminano. L'inviato è Giuseppe Lavenia. Siamo chiusi ormai da più di 2 mesi, dal 20 di febbraio. Qui quanti bambini avevate? 150 bambini. I nomi sui piatti di plastica appesi alle pareti, gli ultimi disegni conservati nei cassetti. Il 20 febbraio i bambini cosa disegnavano? Disegnavano e trattavano le emozioni. Disegni che i bambini di questo asilo di Castellanza potrebbero completare tra qualche mese con un bracciale al polso quando sarà consentito il rientro a scuola. Un accessorio tecnologico per abbassare i rischi e far rispettare le distanze di sicurezza. Non dobbiamo neanche creare ansia ai bambini, per cui stiamo pensando di proporlo prima come un gioco. In quante scuole materne si gioca a acqua e fuoco, se sei vicino è fuoco, se sei lontano è acqua. Quando sei vicino, che era il fuoco, si illumina. Il gioco tra bambini in tempi di pandemia. In questo momento il braccialetto si avvicina a meno di 1 metro con un altro braccialetto. Si illumina, vibra. Eccoli i bracciali che una società pugliese sta mettendo a punto. Creati per i nuotatori, saranno riconvertiti in strumenti anti-Covid più piccoli e colorati. In caso di interazione con soggetti positivi potranno fornire tutti i contatti. Se posso dire ai genitori, guardate, questo bambino è risultato positivo, ma state tranquilli perché è entrato in contatto con queste persone. Questa non è creare ansia, è diminuirla e lo sa bene chi ha avuto lutti in questo periodo. La crisi del turismo provocata dal coronavirus, meno 17 miliardi di fatturato.